L'iniziativa Na ad una Svizzera de 10 milions u iniziativa per la persistenza pretenda che ne vivien bec da pli che 10 milions personas in Svizzera avant l'anno 2050. La Confederazione dels Cantons stoppian prender mesiras, sch'il number d'abitantes ed abitants surpassia certas limites. La Svizzera stoppia renegoziaru per finvisar certas convegnas, eventualmein la libera circolazione da personas con la UE. Per il Comité c'agiuna l'immigrazione nozina mancanza d'abitazions, l'inbetonazione della contrada, colonnas da traffic e da pli criminalitat. Il Consiglio federale del Parlament refusan l'iniziativa e la portia da plima al sigirezza in temps incerts, fece don all'economia e smanaccia la prosperitat e la sigirezza interna della Svizzera. Da cesa tracti in dettagli. Da l'anno 2002 vala la libera circolazione da personas tra la Svizzera e la UE. La popolazione in Svizzera è crescita da l'ora per circa 1,7 milioni, consont per via dall'immigrazione. La fin del 2025 vivevano in pau da pli che 9,1 milioni di persone in Svizzera. Consont l'economia influenzesce l'immigrazione. Se la situazione economica è buona, nasciatan le imprese beccia vonda forzas da lavoro in Svizzera. Le imprese, ils ospitals e las casas da cira chatten lura savens il personal qualificato in stadis dalla UE. Grazie alla libera circolazione de personas, ponels engagiar svelt e non burocraticamente il personal. Da l'introduzione della libera circolazione de personas e la prestazione economica della Svizzera s'è aumentata per 24% per persona. L'iniziativa Na ad una Svizzera da 10 milioni u iniziativa per la persistenza pretenda che maximalmente 10 milioni di persone dascian vivere in Svizzera. E la prevesa il suandant. Se la popolazione surpassasse la valore da 9,5 milioni, stuessen il Consiglio federale ed il Parlament prender mesiras in il sector d'asil e restrenger la riunione della famiglia. Tra convegnas che procuran per in augment della popolazione, stuess il Consiglio federale plinavant activar o negoziar clausulas d'excepzione e da protezione. Tenor las prognoses della Confederazione, vegni il confin da 9,5 milioni surpassà l'anno 2030. Se il numero d'abitantes ed abitants surpassasse il confin da 10 milioni, stuessen il Consiglio federale del Parlament prender tutte le misure disponibili per osservar la limita. La Svizzera stuess visar las convegnas internazionales che procuran per in augment della popolazione. Ella stuess visar in special la libera circolazione da personas con la UE, scina fis bec possibile da limitare il numero d'abitantes ed abitants con clausulas d'excepzione o da protezione. Se la libera circolazione da personas venis visada, crudassen davent ils ulteriors contracts dallas bilaterales in. Quai periclitescha la collaborazione con la UE nel sector della sicurezza ed asil. Per il Comité è l'immigrazione massiva. Per on arrivian pli che 100.000 persone da nuovo in Svizzera, dalla UE, da terzi stadis, usur il sistema d'asil. Uscias augmentia la criminalità, il sistema de sanadat saia al limit e la qualità della scuola sa riducescia. Ils chains da locazione vegnan adina plicars. Las Svizzeras ed ils Svizzers na possian bec plis a prestar da comprar in acna abitaziun cum bain chi vegna construì bler da ple spess e ple aut. L'iniziativa per la persistenza obbligesce la politica da procurar per una immigrazione moderata, però non possian ancadina immigrar 40.000 personas. Per il Consiglio federale del Parlament procura l'iniziativa in temps incerts per da plima al sigirezza. E la periclitescia la prosperitat. Las interpresas svizzeras saien dependentes da forzas de lavur dall'exterior, gist dalla UE. L'iniziativa periclitescia il funzionamento della societat. Als ospitals e dallas casas da cira manchia il personal per tractar personas malsaunas ed attempadas co usità. Se la streccia collaborazione con le autorità europeicas da polizia ed asil crodia davanti il combat contro la criminalità ed il terrorismo pli difficile ed idetia da pli proceduras d'asil.
Per questi motivi recommandano il Consiglio federale e il Parlamento da refusare l'iniziativa